messa a capo. Brigida, ma tu che vuoi da me? Quella l'ispettrice è stata chiara, una valigia soltanto. Portate solo l'essenziale. Per me la pentola a pressione è essenziale. Brigida, ma essenziale vuol dire quello che è strettamente necessario, quello che serve per arrangiare i primi tempi. Che ne so, 3-4 giorni. Io 3-4 giorni di schifezze, roba piena di grasso non me la voglio mangiare. Ma quale roba grassa, quale olio? Brigida, noi non sappiamo dove andiamo. Noi non sappiamo se mangiamo i primi 3-4 giorni. Ah, perché a te ti tengono a digiuno per 3 o 4 giorni? Ma sicuramente non stiamo digiuni 4 giorni. Certo, volevano far sciupare sto gattuncello intufato. E vabbè, però. Vabbè, scusa, eh. Scusa. Vabbè, scusa, non era un'offesa, va bene? No, ma che mi volevi dire di più? Gattuncello intufato. Gattuncello tanto quando sembra un vezzeggiativo, una parola affettuosa. Ci stai facendo pochi gattuncelli, lei stai diventando un botticello. Ma no, ti ho chiesto scusa. Parlo non mi rubittone. Intufato no, intufato è brutto, anche in italiano. Intufato. Brigida, la gente intufata fa scoppiare guerre, quei popoli esasperati. A chi? Adesso mi stai esasperando tu a me, va bene? Adesso, fammi sapere, io dentro a questa caspita di valigia che cosa ci devo mettere, va bene? Non mettici quello che vuoi tu, mettici la pentola a pressione, mettici la da pesce, mettici la scuola base. Basta che la chiudi e non ne parliamo più, sono io che sto esasperato. No, però non fa così, dai. Io capisco che è una cosa incredibile. Ma la fiction in la televisione. Ma almeno questa volta non dare la colpa a me. Questa volta io non c'entro. Questa volta io non sono responsabile, ecco. Ma quando mai sei responsabile? Quando mai? No, io sono responsabile. Se sono 30 anni ti faccio fare questa vita d'inferno. Guarda dove ti ho portato a vivere. Guarda la cucina locale. Ma è colpa mia che in questo cantiere invece di un guardiano notturno ci hanno messo un cane da guardia. Brigida, io ho dovuto fare internare un mastino napoletano di 2 quintali con una coppa quando a Porta Capuano. E adesso faccio il guardiano notturno, il nero, sotto la galleria, il massimo dell'oscurantismo. E comunque sempre devo ringraziare Agostino che questo posto me l'ha dato, perché se non era per lui. Chissà adesso dove stavo. Certo, ringraziamo Agostino con la faccia per terra che ci ha fatto trovare il posto del cane Giosuè. Senti Brigida, io lo so che se non era per questa specie di manicomio, tu uno di questi giorni questa valigia te la preparavi da scuola. E con o senza pentola a pressione, te ne uscivi da quella porta e me lasciava a me e a scuola pasta. Oh Gesù, perché te la lasciare con la pasta? Quella è mia. Oh, ma la scuola pasta vuoi lasciare? E quella l'ho comprata io. No, veramente quella mi sembra che l'ho comprata io, No, ti sbagli proprio. Tu addirittura ti volevi comprare la friggitrice elettrica, manca quella all'aria. Così puoi fare 2 melanzane, 2 puparole, 2 melanzane a funghetto. Ah, sì, poi mi ricordo. Certo che ti ricordi, perché ti ho smosso la memoria più sentimentale, melanzane e puparuole fritte. E vedi se io e te non parliamo solo e solamente di quello che ci dobbiamo mangiare. Di quello che ci dobbiamo mangiare. Brigida, io penso una cosa. Ma se questa specie di sfortuna invece fosse una nuova occasione, un nuovo inizio, un punto a capo, ma questa volta col piede giusto. Brigida, ma tu ci pensi? Una casa vera, un lavoro vero. Un lavoro vero per me, un lavoro vero pure per te. A me quello che ci sta succedendo mi sembra più una fortuna che una sfortuna. È vero, non sappiamo dove, non sappiamo come, però... Signora Piumbo? No, che sia la voce dell'ispettrice Capuzzo, quella che ho incontrato io. Ma com'è che già sta qua? Io sto ancora in queste condizioni. Si sta tutto poco, mettilo poco a posto. Io però avendo la pressione, ma la porta, hai capito? Ma la porta. Sì, portate il... Signora Però, Piumbo? fa una cosa, usala a tipo contenitore, che ne sai? Mettici le scarpe di gomma. Certo, così facciamo l'insalata di rinforzo per Natale, dando l'odore tale e quale. Non ci anticipando. Buono. Metti a posto, si sistema tutte cose. Prego, accomodatevi. Buongiorno. Buongiorno, ispettrice. Siete soli in casa? Questo è l'agente da passo. Siamo venuti per darvi una variazione sul programma. La partenza è stata rinviata questa notte. È buio, è o meglio alleato. Ma è successo qualche cosa? C'è qualche problema? Qualche? Centinaia di problemi. Ma non vi preoccupate, stiamo facendo del tutto per risolverli al meglio. Vedete? Noi siamo della polizia e siamo qua per aiutarvi. Noi che dobbiamo fare? Dobbiamo rimanere nascosti qua dentro fino a stanotte? No. Voi dovete fare le stesse cose che fate tutti i giorni. Nessuno deve sospettare niente.
fino a stanotte deve essere una giornata normale, tale e quale come le altre. Ah, va bene, va bene. E allora, se così sapete che c'è, io mi vado a preparare perché io lavoro pure la domenica e se no poi faccio tardi, capito come? E andate, signora Bella. Voi non dovete cambiare niente, state una bellezza. Dire sia la cornice. Va bene, e allora con permesso, io vado, scusate, permesso. E anche voi, donna Ghibbe, fate come dice l'ispettrice. Fate esattamente come tutti gli altri giorni. Come tutti gli altri giorni, ispettore. Come tutti gli altri giorni. E il concetto è chiaro, come tutti gli altri giorni. E allora, facete qualcosa, aiutatevi, muovetevi e che diamine. Ma ispettricino, spiegate che qua dentro il guardiano notturno faccio. Un poco mi riposo, un poco preparo il caffè agli operai, un poco vado a fare qualche commissione, un panino in salumeria, due pacchetti di sigarette. La gente mi aiuta come può, stanno un sacco di brave persone qua, La fatica si chiama fatto e a voi fate. E la signora invece che fa? No, Brigida è un po' di tempo che sta nel settore del marketing. Ah, interessante. Sì, un po' di marketing, un po' nel settore dell'abbigliamento, una specie di sfilate. Caspita, organizza sfilate di moda. No, non è che organizza, è proprio lei che sfila, che cammina, ecco, indossatrice. E in effetti si nota subito che è una bella donna, un bel corpo. Complimenti. Veramente ultimamente Brigida ha messo su pure 3-4 kg, ma quando era giovane l'ispettrice era una sfilide. Certo, dopo si è curata, si dice silfide. Che vorrei nelle nostre condizioni, come si dice? Per fare la fame ci vogliono i soldi. E sentiamo un poco, per quali case fa queste sfilate, per quali marche? Ispettrice, io indosso direttamente il marchio dell'azienda, guardate qua, guardate. Adesso per esempio Don Nicola, quello che tiene la macelleria che sta all'angolo tra la Piglia Secca e Piazza della Carità, si è messo in testa che deve pubblicizzare questo nuovo prodotto e io è una settimana che mi faccio avanti e dietro, via Toledo vestita da Pulp Burger. Pulp Burger? È bello come Pulp Burger, hamburger al sangue, è proprio una bella idea. No, Pulp Burger, fosse la polpetta normale, polpetta normale, quella con la salsa. Quello rosso che vedete non è sangue, quello è ragù. Sì, e certo perché Don Nicola dice che i ragazzi moderni se non sentono la parola burger non se la mangiano. Dite che finezza del marketing ed è geniale! Vabbè, allora da quello che ho capito bene partiamo stasera. Sì, ma non vi preoccupate. Ah, vabbè, perché sapete che c'è? Siete voi che ci accompagnate? Sì, però è top secret fino all'ultimo, non vi preoccupate, state tranquilla. Vabbè, allora io vi anticipo, che devo fare? E complimenti, signor. Ah, Pulpetto mi sta proprio bene. È bello, vero? E anche a scarpette. Ah, che si sono belle assai. Perché roppa Pulpetto si fa sempre a scarpette. Avevo fornito un ratto. Che ne te può essere nonna a te? Poi non esageriamo. Ah, Ianna, bella. Vabbè, allora... E tante belle cose, signora Longhium. No, vabbè, per comodità, guardate, più semplicemente chiamatemi Brigida, più semplice. Il regolamento ce lo vieta, signora Lochiummo. Ah sì? E allora chiamatemi almeno signora Maruzzara, visto e considerato che io non sono la signora Lochiummo. Scusate. Ma com'è che la polpetta ha detto che non è la signora Lochiummo? Che la polpetta si chiama Brigida Maruzzaro, io e lei non siamo marito e moglie. Non siete sposati? Volessi fare la polpetta in doppiato. Non siamo sposati, ma è come se lo fossimo, stiamo insieme da 30 anni. E che significa che state insieme da 30 anni? Che significa? Gesù, commissario, scusate, ispettore, vuol dire che di fatto siamo una coppia. Cioè, voi mi state dicendo che siete una famiglia di fatto? Difatti. Di fatto, ha detto la dottoressa, non di fatti. Ma io non ho capito, ma perché non me l'avete detto ieri? Mo me lo state dicendo. Sto fatto, il fatto. Infatti! L'ho fatto, cioè lo sto dicendo adesso, io e Brigida siamo una famiglia di fatto, ma qual è il problema? Ma voi veramente state scherzando? Madonna mia, io capisco che in questa casa non si vedono giornali, riviste, ma che la caspita di televisione là, no? Ma che c'è sta a fare? Ogni tanto è un telegiornale, non porta a porta, non usando oro. Santo chi? San Gennaro. E sempre siamo dati, ispettore. Ma io non dico ballano, ma per questo pure una Barbara Tuzzo. Sentite a me, se voi e la signora Brigida non siete sposati, la signora Brigida non può partire con voi. E perché? Perché il programma di protezione istituito per i parenti dei familiari dei pentiti di Camorra non riconosce gli stessi doveri delle coppie regolari. Avete capito, sì o no? No,
Mamma mia, alle coppie di fatto lo Stato non riconosce gli stessi diritti delle coppie regolari, è chiaro? Lo Stato no, ma la Camorra sicuramente sì. La Camorra quando vuole fare una vendetta trasversale a un pentito lo fa per creare dolore, sofferenza. Che se ne importa se uno è marito e moglie o è coppia di fatto. I sentimenti sono sentimenti. Ho capito, questo sarà pure un bel discorso, ma per il programma di protezione non si può fare. E se noi avessimo a proteggere amici e parenti, compari e comparini, e tutti i camorristi avessero trasferito a Napoli. Ma questo è un fatto assolutamente eccezionale. L'avete detto pure voi ieri, quando io da sopra all'anagrafe, dove ero stato per cacciare dei documenti per la domanda di lavoro alla ditta. Cioè, ho scoperto che casualmente il cognome di mio nonno non era lo Chiumo, ma era lo Ciumo. Voi siete zumbati la coppa a 6. Ti credo! Voi casualmente mi avete detto che siete il cugino del signor Lo Ciummo, 29 anni di latitanza, detto pure l'antimo fuggente. Il quale proprio giovedì scorso si è improvvisamente consegnato a noi, dichiarandosi a collaborare, dopo che avevano fatto fuori gli ultimi 2 parenti rimasti in vita. Compreso il pitone di Semetra e l'iguana. Veramente, gli unici esseri viventi a cui ha voluto bene in tutta la sua vita. E io per questo, senza dire niente a nessuno, ho fatto una corsa fine da voi. E avete fatto bene. Ma io, certo non vedo televisione, non leggo giornali, ma del fatto dell'antimo fuggente ne sta parlando tutta Napoli. Io quando mi sono accorto che quello veramente mi era cugino, nato poco per venire in infarto. Ma io mica potevo immaginare che quello veramente mi era parente. E infatti pure lui mi aveva confermato ieri che non sapeva nulla della vostra esistenza. E per forza, quello l'errore all'anagrafe risale ai tempi di mio nonno. Occhio e croce a inizio del secolo scorso. Ho capito, però in pura teoria un simile grado di parentela potrebbe essere considerato prescritto. Ma non in un caso come questo. Noi, con Antimo Fuggente in mezzo, non possiamo proprio rischiare. Ma non pazziamo, i rischi non ne voglio proprio correre. Ma noi non vogliamo proprio fargli ricorrere, perciò abbiamo organizzato tutto questo in meno di 24 ore. Signor Lo Chiumo, una parentela con Antimo Lo Ciumo equivale a una bella patente di morto che cammina. Aspetto voi che da proprio a tirare. Ho capito, però la situazione si fa grave anche per la signora Brigida. E per forza. Quindi quando scoprono che io gli sono cugino e che Brigida sta con me da 30 anni, rispetto quello fanno una dimostrazione simbolico-barbarica. Voi facete una grande figura in merito. Rispetto, immaginatevi sta polpo burger schiattata a Piazza Municipio. E che è sta polpetta schiattata? Non è una polpetta, non lo vedi il ketchup? No, quello è il ragù, non è ketchup. Poi arriva lo scienziato. Ma quello è ketchup, qua è ragù, quello lì è sangue. Un marrone. Ma allora non è una polpetta, è una cristiana schiattata. La gente così, televisioni, gli elicotteri, dov'è lo Stato? La polizia, ci hanno abbandonato. Non hanno salvato manco una polpetta. Questa non è una città, è una macelleria che perde i pezzi. Non posso darvi tutti i torti. 30 anni, aspetta, 30 anni che siamo insieme. Hai già capito, ma perché non vi siete sposati? E quanto fatto volete sapere? Va bene, facciamo in questo modo. Vista la grave situazione, mi prendo io la responsabilità. La signora Brigida partirà anche lei, ma anche lei con un programma di protezione e con identità segreta come tutti gli altri. Ispettrice, però io lo da dire voi che il lavoro regolarmente attribuito, previsto per la moglie, non lo è più. E questo un po' mi dispiace, perché a Brigida l'avevo preannunciato. Però basta che la polpetta mia, non ci fanno niente, mi va bene qualsiasi cosa, poi la vedo come l'avete vista. Brigida, non gli manca spirito di iniziativa. Sì, però non è che se avessi a polpette, non dobbiamo restare sospetti. Infatti vi sarà data una nuova identità proprio per non farvi riconoscere. Rispetto non abbassa a ringraziare. Non vi preoccupate, però adesso fateci andare perché dobbiamo organizzare un sacco di cose. Eppure io mi devo organizzare, con una scusa devo andare a salutare mia sorella. Tenne la sora. Gesù, Chi si tenne la sora? Gesù Cristo tiene una sora. Tenne la sora. E voi l'avete detto. Gesù, virgola, chi si tenne la sora, punto. Ma io ho capito Gesù Cristo teneva una sora. La Maddalena! No, Maddalena non è Gesù. No, non è madre Gesù. No, perché Gesù è figlio unico di Madre Vergine. Avete finito di fare il catechismo? Insomma, finito o non la sora? Cazzata. Signor Lo Chiumo, ma sono finite le sorprese da dentro l'uovo di Pasqua? Ma io mi pigliassi a schiaffo. Aspettaci, ma voi ieri mi avete detto di mio fratello. Io a mia sorella non ci ho proprio pensato.
Anche perché mia sorella non fa cognome chiummo. Ah no! No, lei fa Quagliarulo, Anna Rosa Quagliarulo. E che lei è sfortunata. Sono 2 anni che è vedova e vive da sola. Ci dispiace, poverella. Sentite a me, signor Lo Ciummo, Lo Piummo, come caspita vi chiamate pure. Se voi e vostra sorella non siete pronti per partire, io interrompo tutto il programma di protezione. E caro! Ma perché da partire pure mia sorella? È normale che da parte pure vostra sorella. Scusate, come voi siete il cugino, pure vostra sorella è la cugina. Eppure se può passare uguale come voi passate pure. No, mia sorella non può partire, che la Brigida e Anna Rosa non si sopporta. A me che me ne importa. No, con quelle si odiano. Non mi passa manco la capo. Ma come ce lo faccio a dire a Brigida che deve partire anche Anna Rosa? E come ci dite che il lavoro che aspettava a lei adesso tocca a Anna Rosa? E quella è la scanna. Non mi interessa, potete scannare come volete voi. Basta che non mi facciate scannare i camorriste. È chiaro? Andiamo in genere. No, ispettore, non si fa così. Ispettore, aspettate, quello che ci siamo detti. Quello che ci hanno Achille, Achille Rossino, andiamo che oggi è andata bene, sono 7 caffè. Achille, rigida, è permesso. Achille, Brigida, ma qui non ci sta nessuno. Rigida, Achille. Ingella tua sorella, Achille, dove stai? Che se mi capita un'altra volta lì in mano ci faccio tutto polpo a burger, ci faccio. Achille, non sta. Brigida! Ah, sei tu, così, scusi, mi credevo che era Achille. No, non ci sta. Ero venuto per i caffè. No, niente. Mi non ho trovato nessuno, mi sono pure preoccupato. Ci vista la valigia sul letto. Uè, ma che ti è successo? No, niente, che una piccola discussione con Anna Rosa. Senti, fammi il piacere, vincille tu Achille non me la facesse trovare più davanti agli occhi miei. La voglio vedere direttamente dentro una bella immaginetta color avorio, a puzzino, un bello ovale. La pagellina poi gliela faccio direttamente color avorio cinese, tale e quale che la carnagione sono. Che la monaca fava. Chi lo squarfano 4 occhi. Voglio proprio vedere adesso dove si mette gli occhiali. Ma che hai fatto? C'hai scassato le lenti? No, quando mai? Voglio sapere adesso dove si appoggia le stanghette degli occhiali. C'ha gelato un'orsa che me la stava mangiando. Mazza, ma che Tyson? E l'ha già fatta cuciniera per tutte le scale. Tutte per le scale se le fatte tutte quante. A me che casualmente stavo passando davanti alla chiesa del Signore, davanti a tutti quanti. E non vi vergogni di passare così conciata davanti alla chiesa del Signore. Non ti basta di vivere tanti anni nel peccato. Peccato che mi l'hanno lavata l'ansia, ma stava mangiando. Aspetta, calmati adesso, calmati. E come corre la mattina con quella suppiera a mano? Un'offerta per il Signore. Si sta facendo la casa al mare con le offerte del Signore Madre Teresa di Gallura. Quella è Madre Teresa di Calcutta. Vabbè, scusa, guarda, così, è che io non ce l'ho con te. Stamattina già stavo un poco nervosa per i fatti miei. Guarda qua, mi ha scamazzato tutta quanta la polpetta. Guarda. Adesso se mi vede Don Nicola, io voglio sapere quelle che mi dice. Scusa, così, ma è un momento un po' così. È un momento che dura da quanti anni? Così, per piacere, oggi non è proprio giornata, guarda. Sono 5 anni che con me non è mai giornata, Stammi bene a sentire, così, quello che è successo tra me e te 5 anni fa, io non me ne sono mai pentita, perché io praticamente con Achille mi ero lasciata. Ma io penso che tu, dopo 5 anni, forse una ragione te la dovresti pure fare, o no? No, io invece una ragione non me la sono fatta. Tu 5 anni fa mi dicesti precisamente, lui ha bisogno. E a te non ti pare che io forse volevo dire che anche io avevo bisogno di lui, Ma a te non ti è mai passato invece per l'anticamera della testa che tutto quello che io faccio per Achille lo faccio per te? Oh Maronna, Gesù, e scusate se non ti ho mai ringraziato abbastantemente per questo signorile e meraviglioso mini appartamento in pieno centro storico con angolo cottura e panoramicissima vista sotto il Maschi Angioino. Scusate. Brigida, ma che ti sta rinfacciando niente? Ma perché non mi capisci? Perché oggi non è giornata così. Guarda, facciamo una cosa, io adesso mi vado a vestire un poco più decentemente perché oggi la recita di carnevale è finita un poco più per il previsto, prima del previsto, però fammi piacere, per quanto riguarda i caffè, gli la piglia uguale. Io veramente ero venuto a dirti
che il posto al call center che ti avevo promesso il mese passato, da lunedì è a tua disposizione, Mi sarebbe piaciuto dirtelo in un altro momento. Qua ci sta tutto, indirizzo, numero di telefono, per qualunque cosa brucida. Qui, Agostino, stai arrivando? No, veramente me ne stavo andando, ero venuto per i caffè. E mo te lo preparo subito. No, lascia stare, me li vado a pigliare al bar. Ma no, tengo la macchinetta già pronta, è carica, non per carica. E che cos'è questo? Scusa, un anticipo, no? Anticipo per che cosa? È per domani. Che fai? Non devo venire a prendere il caffè? Che fai? Te ne scappi? Io me ne scappo. Che ne so, c'ha già visto pure la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. Ah, la valigia? No, è che Brigida sta a fare una specie di cambio di stagione. O 10 luglio. E quello dicono che fra un po' si rompono i tempi. Oh, così qua sotto comincia a fare freddo di notte. Papà, se non mi vuoi dire per quale destinazione ignota stai andando, non ti preoccupare, io non me la prendo, Basta che quando arrivi mi mandi una bella cartolina. Ci vedi mi rimane. Se ti trovo ancora qua, se mi lasci non vale. Ma chi si che c'è? Il sesto senso. In avanti, cammina. E la mazzana io non voglio venire, che si fanno belle cagate, la parrocchia, quella signora amica mia. Ma non sapevo nemmeno che c'è morto. Ma l'ispettrice mi ha detto che è un posto tranquillo dove potremmo vivere tutti quanti insieme in tranquillità. In tranquillità, con quella diavola e brigi. No, io non ci vengo, mi metto a paura, guarda. Ma tu non ti preoccupare, fa a me. La strega, l'indemoniata, l'esorcista ci voleva per fa calmare. E poi, con quelle gambe da fuori, senza un minimo di creanza. Anna no, però a te ti piace sfottere la mazzara di San Giuseppe? Lascia sta San Giuseppe, capito? Che cosci brigi tu non ci azzicca niente. Mo io ti ho spiegato qual è la situazione. Due sono le cose. O rimani a Napoli e aspetti che la camorra scopri che sei sorella a me e quindi cugina d'Annimo lo ciummo e si vendica su di te, oppure ti fai anima e coraggio e vieni con me e aspetti la vendetta di Brigida che siccome è anche più diretta è meno cruenta e violenta di quella della camorra. Mo, mettiti qua, mettiti da cuccia qua, non ti muovere, amore da Maronna, non te la sei, se non te lo dico io. Oh, se mi senti strillare, fuite! Brigida sono io. Brigida. Ho parlato un altro poco con l'ispettrice. Ho chiesto qualcosa in più sul viaggio. Come andiamo, quanto tempo ci vuole. Niente, non ha detto una parola. Ha detto solo che ci dobbiamo fidare. Però una cosa sono riuscito a farle capire. Che una valigia è poco. È femmina pure lei, quindi sa quali sono le esigenze di una signora. Per cui se ti vuoi portare qualcosa in più. No, non ti preoccupare, una valigia va bene. Lo fanno poco meglio. Sì, guarda, ci ho pensato, forse, come dici tu, sicuramente qualche vantaggio lo avremo. Ma figurati, noi soltanto vantaggi ne possiamo avere. Già il fatto di non vivere in questo tugurio, a fare questo lavoro così mortificante. Noi solo vantaggi ne possiamo trarre. Chi guarda, solo il vantaggio di non vedere più quella faccia di peste di tua sorella che ti paga di tutto quanto. E vabbè, però pure per noi non ci siamo abituati, un po' ci mancheranno gli amici, i parenti. A chi per piacere, non ti piglia collera, certi parenti è meglio perderli che trovarli, va bene? Anna Rosa viene con noi e lei sorella mia e cugina d'Annimo Ciummo ha detto rispettrice che anche lei ha diritto al programma di protezione. E capito? Io tengo diritto, tu non sei nessuno, tu sei solo un'usurpatrice di tale minuziale. Anna Rosa, morrà Maronna. Oh, non bestemmiare, ti stai sprofondando negli abissi della perdizione. Salvati da questa dannazione. Questo di oggi è un segno divino che da un pentimento a un altro pentimento. Penditi, fratello mio, abbandono. No, chi se ne suona? Non lo so, io adesso mi addormento, no? Mi metto stessa tutta quanta dentro al letto, conto da 1 a 3 che se ne va perché sto sognando, non può essere, guarda. 1, Lei
lasciala al suo destino di Semiramide lussuriosa. Maddalena senza redenzione. Senti, Lei, Maddalena. la posso accendere? Oggi è il Signore che ti ingiunge di spezzare questa unione peccaminosa. Tu vuoi vedere come questa questo lasciva Signore adesso congiunzione da di solo? Ma tu sta corpi, pazziando? non una santa congiunzione di anime. Madonna, me la fa accendere, per piacere, Io fammela accendere. e mio fratello oggi ci monteremo nella luce di una vita nuova. E tu rimarrai a marcire nelle tenebre. Fammela accendere, per piacere. Eva, tu sei Eva peccatrice! Che le sta pazziando, non sa che c'è acchiappato. No, no, Aspetta un momento. E tu cattizza al fuoco. no, no. Il fuoco eterno, quello ti attende! No, che dite non salpiccia più niente e più nessuno. Adesso qua sta tutto quanto assuntato. Ecco qua. Ma che stai facendo? Mi sto facendo la valigia, che non lo vedi? Voi ve ne andate in santa pace tutti quanti, in grazia di Dio, tutte e due, tanta felicità e tanta cura a tutti quanti, e io me ne vado in grazia di Dio per i fatti miei. Qua finalmente si sbaraccano baracche e buracchi. No, aspetta, tu non te ne puoi andare. Aspetta. Lasciala andare via, vada dentro! Vada dentro! Sì, te ne ragione, hai vinto tu, me ne vado, basta, me ne vado. Non sono io che ho vinto, ma è la giustizia che trionfa! Ah, no, ma basta. Se no, faccia così. E va a cuccia. No. E tu aspetta, non te ne puoi andare. Perché non me ne posso andare? Per la vendetta trasversale? È solo per quello. Senti, ti prego. Senti, Brigida, la vedi questa valigia? Questa è la nostra valigia, quella di un lungo viaggio che io e te dobbiamo avere il coraggio di fare insieme. Brigida, tutto quello che io e te abbiamo passato in questa valigia non ci può entrare. Brigida, se mi lasci non vado. Ce la volesse far cantata, né? Ma chi stiamo chi è? E che ne so, forse qualcuno che vuole il caffè. Qui, qua caffè, qua non ci sta nessuno, Poi, non faccio mo. nessun caffè a nessuno. Da appiccicare pure con questo qua. Madonna mia, no. Poi, e credi, quanti anni te? Però, ho visto che gli avete fatto tagliare le orecchie, avete fatto proprio bene, così ho questo valore. Però se avete fatto più, i tempi pitbull d'attacco. Sì, no, scusate, allora se siete venuti per il caffè faceteci un piacere, gli avella a piglia un bar, va bene? Vicino a me, gli avete a pigliare un bar. Gli avella a piglia un bar e non c'è scucciata, va bene? Vicino a me non c'è scucciato. Sì, signore. Scusate, qua non è che siete capitati in un momento critico. E che mi rappresenta questa giustificazione? Voglio che la vita non è facile per nessuno. Lo volete dire a me? È solo che siete capitati in una giornata difficile. Nata volta, a giornata difficile, il momento critico, voglio tu in questi momenti che devi tenere la mente fredda. Già, sarebbe facile, col mare in bonaccia ognuno può fare un timoniere. Ma no, stamattina ci mancava solo Confucio in sta casa. Ah, ma allora è vero che mi dite sfottere. Ma sentite, qua nessuno vuole sfottere, è solo che pure voi, no? E E capitate così dentro la casa della gente. A casa! E tieni coraggio da chiamare pure casa, sta grotta in Bettelemme. Ma che tieni mente che preserve, te? E qua chi ci dorme? Benino ci dorme. Scusate, ma voi tutta questa confidenza, ma chi ve la dà? E questa non è provocazione. Sentite, qua nessuno vuole provocare a nessuno, è solo che vi stiamo chiedendo, con gentilezza ed educazione, di andare a prendere il caffè. Nata volta tu caffè o bar? Ma perché voi il caffè dove l'andate a prendere? In pescaria? Io in 5 anni che sono stato in Brasile, tutti i giorni che il Padre Eterno ha creato, a me il caffè me lo preparava e me lo portava fino a dentro al letto. Cafardini in persona. E mo chi sei chi è? Chi è Cafardini? La sorella, la cugini Ronaldini, evviva Cafardini, e portami un caffè, Brigitte, pardon, e Brigitte, Vabbè, io oggi capito, io me ne vado. Signore, dove andate? Poi se mettiamo la faccia qua fuori, ci fanno fare fine Gennarina e Carmelina. Ma no, non sto capendo, ma chi sono questi altri due, Gennarina e Carmelina? Io non ci voglio pensare. Ma no, era lungo 15 metri. 15 metri, l'hanno tagliata, l'hanno fatta pezzo. Ma che gli aveva fatto di male quel povero Gennarino? Che infamità! 15 minuti. E Carmela,
Carmelina mia bella, ma non mi fate saltare in aria come hanno tricchi-tracca a Capodanno, ma si fa che si fa? Faccio un po' che tracca a Capodanno. Sì, si fa, è brutto come Motrinino, però si fa. Povero Gennarino e Carmelina. Ma questo capendo di. Madonna, sentite, guardate, scusate, a noi ci dispiace tanto per questi Gennarini e Carmelini, tante condoglianze, però come vi ho detto prima, faceteci un piacere, un caffè, datevela a pigliare un bar. Ah, Ma da voto bar. Ma voi avete capito, no? Io ci sono. e chi siete? Quelli è il cugino di Agostina. Oh signore, a me mi hanno detto che il mio cugino si chiama Achille. Però, un camburrista. Tutto bene? Avete avuto problemi? Avete incontrato qualcuno lungo il percorso? Dottore, già ve l'ho detto, sono 20 anni che giro in questa città. Sta faccia qua non la conosce nessuno. E dalle! La dottoressa, l'ispettrice Capozzo. Petrici, forse non ho capito, ma questo fosse. Ma io non ho capito, ma non vi siete ancora presentati? Non abbiamo tenuto il tempo, io non sono arrivato. Ah, allora, signor Antimo, questo è quello che vi rimane della vostra famiglia. Ah, Achille, suo cugino. Brigida, la moglie. E Anna Rosa, la rossa. Ah, sta là. E lei però non è parente! L'anima e questa chi è? è un cane! Non mi mettete paura, Anna Rosa. È la sora. E che razza è la sua? Non stai a cuccia! Basta, qua la situazione sta precipitando. Abbiamo saputo appena in tempo che il nascondiglio segreto dove tenevamo nascosto il signor Attimo è stato scoperto! Aspetta, la sola gola profonda come nei film. Sì, ho detto io al signor Antimo di precipitarsi qui immediatamente, perché questo è il posto più sicuro. Ah, a Piazza Municipio, sotto comunale, lo centro della città. Certo, è la prima regola per nascondere chi non vuole farsi vedere. Sta anche scritto nei peggio romanzi gialli, figuratevi voi in quelli meglio. I meglio, i peggio, ispettore. Questo non è un romanzo, questa è la vita nostra. Anche tu devi stare tranquillo, hai capito? No, a me qua nessuno mi conosce, non ti preoccupare. Senti Antimo, non è tanto per te, ma noi non vogliamo fare alla fine Gennarino e Carmelina. Carmelina, No, signora Achille, non vi preoccupate. Io non vi faccio fare la fine, né del pitone e né dell'iguana. Ah, chi sono Gennarino e Carmelino? Un pitone e uguale. Ma che è l'iguana? Ah, è una cugina tua, guarda. Guarda, con gli occhiali e tali qua l'aniguana. Basta, io me ne vado! Signora, voi non potete andare da nessuna parte, avete capito sì o no? Strega, arpia, meggera! Iguana! E basta! Preparate le vostre cose che fra poco si parte. Ispettrice, ma ho capito bene, partiamo tutti quanti insieme, anche lui viene con noi. Sì, per il momento vi ho detto di sì. Il programma è stato cambiato, non è più sicuro quel posto. E per il momento me ne starete tutti quanti in santa pace, nella destinazione che la dottoressa Capozzo ha provveduto. Sì, sicuramente sarà più tranquilla e sicura. Voglio vedere se la casa Bruno Vespa. Ispettrice, ma è un posto tranquillo. Tranquillo? Ricordate questa parola. E poi mi direte se è un posto più o meno tranquillo. Commissario, ricordatevi i patti e gli accordi, Io tengo fede ai patti soltanto se voi vi riguardate tutto quello che ho detto io, I patti sono patti. E non vi scordate, io voglio un altro pitone e un'altra iguana. Rispetto, non vi preoccupate, voi pensate al pitone, che all'iguana c'è molta mannera! Quanto sangue la colonna infame ci avete portato? Antimo, per piacere, un poco di rispetto per il luogo dove ci troviamo. E poi, se non vi dispiace, pure per me. Dottore, ma voi state pazziando? Avete voglia di scherzare stamattina? Ma vi sembra il momento di scherzare? Ma io se sapevo questo, 800 chilometri per arrivare qua da un camposanto. E tanto valeva che io mi rimanevo a Napoli, là certamente un bel posticino visto Vesuvio me lo facevano trovare. Questa è la destinazione provvisoria e non era prevista per voi, era prevista per Achille. È inutile che facete che la faccia. In meno di 24 ore non potevamo fare miracoli, è chiaro? Ma perlomeno siamo sicuri. Ah, sicuro è solo la morte, tante volte te lo fossi dimenticato, Ha fatto la battuta per sdrammatizzare un po' la situazione.
fa piacere che l'hai preso con lo spirito giusto. Stammi a sentire, io non ti rispondo per rispetto a tutte le anime del purgatorio che stanno qua dentro. Ma se tu non vuoi far succedere quello che non deve succedere, tu a me non mi devi rivolgere la parola almeno fino al 2 novembre. Ma fino allora devi essere un morto in mezzo ai morti, va bene? Non mi devi parlare, non mi devi toccare, non mi devi guardare. Devi fare il morto così. Ma pure l'ispettrice aveva detto che era un posto tranquillo. E volete un posto più tranquillo di questo? Ma io credevo, non credevi, io pensavo... A chi tu non devi pensare. Io credevo, non credevo. Prima 2 cuori una capanna, poi 2 cuori una caverna, adesso 2 cuori un cimitero. Ma dopo di questo che ci sta più? No, signor, dopo di questo non ci sta più niente, questa è l'ultima fermata. Ah sì? Allora io me ne scendo. Io me ne vengo con voi, capo, aprite il cancello. Signori, ma che vi pensate? Che stiamo facendo? Un giro turistico col pullman? E basta! E voi state mai a sentire? Ah! Vedete quel monastero là sopra? Dove sta la chiesetta cimiteriale? Ci sono le suore agostiniane scalze. Se potevano mettere scarpe. E la madre Badessa è una sorella napoletana, molto impegnata nel sociale. Dice che si stanno liberando dei posti di lavoro e li vorrebbe dare alle persone napoletane che hanno più bisogno. Ma scusate, ispettrice, ma la madre Badessa non sa noi chi siamo? Ma no, signori! La vostra identità deve rimanere segretissima, pure per la stessa madre Badessa. E certo, anche noi per lei siamo l'assistente sociale Mina Novembre e il mio collaboratore Mimmo Gallinella. Non è per mancanza di fiducia, ma il segreto è l'unica garanzia che vi è rimasta. Voi non capite proprio niente. Da questo momento in poi voi sarete per tutti quanti 4 poveri disgraziati, emigrati da Napoli per lavoro. E mo basta, cominciamo. Allora, le identità segrete, come vi volete chiamare? In che senso? Ma in che senso? Ma cominciamo da voto. Per le vostre nuove identità, come vi volete chiamare? Gennaro, Pascale, Salvatore, Tonino. Mi piacesse Raffaele come a mio padre. Raffaele va bene, scrivi. Raffaele Esposito. Ma no, Esposito, mo. Anzi, il cognome è già deciso. Esposito per tutti quanti, così almeno è più sicuro per tutti quanti, è chiaro? Voi, Anna Rosa! Anna Rosa! E non si compare così all'improvviso! Eccole, avete visto gli zombie? No, gli zombie non esistono! E non so fa, e pure i poliziotti tengono le coronarie! Ma che impressione, oh! Voi, come vi volete chiamare? Scorza che è perfetto. A me non piace addolorata. Si va battendo! Come stava Venere, addolorata. Addolorata va bene, scrivi. E voi, Brigida? Ah, che ne so, fate voi. Ava, Greta, Elisabeth. Se penso che è arrivata a Hollywood. Bella, tu hai capito che noi abitiamo dentro a un camposanto in mezzo ai morti? Vabbè, Marilyn vi piace? Marilyn. Marilyn Esposito. Ma vi sembra una copertura credibile? Ma no, quando siete antiquata. Ah, Sofia va bene? Sofia va bene, scrivi, Sofia. E voi, Antimo? Persiglio. Silvio! E piano, mi faccio dare lo stomaco. Ma scusate, siamo arrivati al nord e adeguiamoci, non mi posso chiamare Persiglio. Come ci chiama per forza tutti i napolitani Gennaro Esposito? Facciamo sempre a livello di Totò. E in coppa la croce stente si diceva Esposito Gennaro nel turbino, guardandolo che pena può facere questo morto senza manco un lumino. Che sta la vita, capo a me pensare. Vabbè, basta che chiama annanzi, Allora, Posso fare parte dello parchese? oh Maronna, avessimo fatto sceneggiata in questo luogo dove ci troviamo. Ma io faccio sempre la parte dello marchese. Oh, mamma mia. E vabbè, allora si avvicina l'ora dell'apertura. Ed io, Tomo, Stavo stavo per uscire gettando il loccio a qualche sepoltura. Qui giace il nobile marchese signore di Roviga di Belluno. E noi facciamo arresto innanzi a cannelle e candelotto. E se illumina. Basta! Voi siete 2 buffoni! Lui siamo serio. A parte di la porta! Bravo, che stiamo finale! A livello, chiamo tanto e che non avremo. Basta con piacere, dobbiamo iniziare le attività lavorative. C'è un posto da perpetua. Mio, un figlio,
io passo la perpetua aspetta a me. Sì, non da citai, Ah, tu non sai nemmeno dove si trova l'altare, non sai nemmeno dove è situata l'abside e non sai nemmeno come è fatta la canonica. Certo, lei invece sa tutte cose. Tua sorella sa pure dove si trova la camera da letto del parrucchiano di Via Toledo. Non sa. E non è scomunicato, signora ispettrice, non la può fare sta perpetua e parte a me. Io poi saccio tutte funzioni la messa, saccio la messa in latino, saccio i salmi responsoriali, i canti gregoriani, chi di Eleison! Poi saccio tutti i santi rucalendari. Poi mi ho visto 2 sceneggiate di Padre Pio, 2 sceneggiate di Papa Wojtyła e 2 sceneggiate di Papa Giovanni XXIII. E 2 sceneggiate di Madre Teresa e di Gallura te li sei visti? Non ne avere, ne ha fatto uno solo e poi si dice di Calcutta, ignorante. E io volevo vedere se lo sapevi, Poi sacci i misteri gloriosi e i misteri gaudiosi. Allora, basta! Il vostro è parla perpetuo, è vostro! Non era in discussione! Ma se mi facete almeno parlare! Scusate, ispettrice, quello è stato l'istinto. L'istinto rabbizzato. Basta, andiamo annanzi! Si è liberato un posto di factotum del cimitero. Era stato previsto per Achille. Era Raffaele? Raffaele, esatto! Vabbè, però... Mo ci sta Pier Silvio, senza offesa! Per carità, per Silvio e per Silvio. E che sarebbe questo factotum? Lo dice stesso la parola, fa un poco di tutto. Attività cimiteriali, incarichi da becchino, sotterrari morti, inumazioni. Ho scelta morto! Ma non esiste proprio! A me i morti mi hanno sempre fatto impressione! Ah, boh! 223 omicidi! Ma io ne ho uccisi, non le ci mai sotterrato però! Lo posso fare io, a me non è che mi fa impressione, ho sempre se lui non vuole, Vabbè, scriva. Allora vorrà dire che vi occuperete di qualche lavoro da giardiniere. Cambierete l'acqua ai fiori, all'aiuola, allafferete... non esiste proprio! Io tengo un pollice allergico! Che scherziamo! Non lo posso fare io se lui ha questa allergia così delicata, sempre se lui vuole, E allora vi occuperete di qualche lavoro di elettricista. Cambierete qualche lumino, qualche lampadina. Elettricisti, lumini, lampadine, o giardiniere, o sciattamorto, ma voi che vi siete messi in testa? Io non faccio niente di tutto questo. I patti non erano questi, me ne vado. Signore, ma dove andate? Vi abbiamo spiegato che questa è una situazione assolutamente provvisoria. E poi questo rimane il luogo più sicuro per voi. Sì, infatti, mo che ci penso, è proprio il posto perfetto. Approfittate e anticipatevi il lavoro. Che faccio? Marcino? No, signora! Siccome dovete scrivere qualcosa di tutti questi anni, scrivete un bel memoriale. Saccio, voi siete il marito di Anna Rosa, addolorata, come caspita si chiama Messa, e siete un ex giornalista che scrive romanzi. Gialli però, Gialli, rosa, verde, paonazzo, come volete voi, basta che facciate la pace. Scusate un momento, io non ho capito bene, signora ispettrice. Io devo fare la parte, lui deve fare la parte di mio marito. Adesso si scioglie il quarto segreto di Fatima. Io dovrei gettare il mio corpo che un solo uomo conobbe nelle grinfie di questo bruto. Se me l'hanno lo surano, Avete stanchi di farne tu male Io già mi sento male, Dai, trovate la tomba, guarda quante ce ne stanno. Marcino. Sacciro, che fa un scempio allora. No. Signora ispettrice, voi non potete commettere questo oltraggio, non potete fare scempio del mio corpo! Ma no, scempio facette mamma da quando t'ha partorito. Ma volete le sceme forti? Signor, ma è più finta! E basta, ma secondo voi veramente vi dovete sposare a questo? E poi mi sposava esso. Basta! Se non la fate finita, io levo di tutto di mezzo e ognuno per la sua strada, è chiaro? No, ispettrice, non vi preoccupate. Adesso si aggiusta tutto cosa. Allora, i nomi sono stati decisi, i ruoli anche. Tu che hai scritto? Raffaele fa il camposantiere. Addolorata. Fa l'acqua santiera. La perpetua. Pier Silvio fa la parte di suo marito e scrive romanzi gialli e Sofia fa la moglie di Raffaele. A posto. No, a posto, non ho capito. Io che faccio?
No, ma cominciamo un'altra volta, io già ve l'ho detto. Voi sarete la moglie di Raffaele. Ho capito, questo l'ho capito, io voglio sapere io che lavoro faccio. Ma perché non va detto niente, Achille? Era Raffaele? Insomma, Cristo, non vai tu niente? Che mi dovevi dire? Ma niente, Brigida. Che cosa mi dovevi dire? Ma niente, vedi. È che niente, tesoro, è che poi in mezzo a tutto questo ammoio che mi è passato di mente. Ah, che cosa? Ma niente, tesoro, è che poi a te che te ne importa? Tu c'hai tutte queste idee brillanti, qual è il problema? Ma vorresti sapere pure io qual è il problema, no? Qual è il problema? No, è che siccome io e te non siamo legalmente sposati, A piacere comunque l'ispettrice l'ha garantita, per te c'è il fit e alloggio, puoi testimoniare, certamente. Io mica dico bugie, E poi, andiamoci chiaro, lo famolone come a te, qui a noi, il tempo di organizzarsi un po', con le tue idee geniali, con il tuo spirito di iniziativa, figurati quante cose può fare. O postera perpetuo o foglino. Sì, no, che però... O postera perpetuo e o mia, va bene? E allora devi passare prima sopra il mio cadavere. Ah sì, e ciocco dell'oca e vedi come ti faccio diventare cadavere! Ti piace sta canzone, Raffaele? E io sento pure io sto calore. Senti un po', è venuto scavare la fossa. Penso di sì. Quanto è venuto profondo? È un paio di metri. Scavano un po' così stiamo più tranquilli, eh? Ma io ho già scavato. Poi vengono caspiti di maririne. Ma come te lamenti sempre? Ma già ti sei dimenticata la vita infame che facevi a Napoli? Guarda che a scavare fosse qua dentro per un mese intero non è che la situazione sia tanto cambiata. A dove? E qua, a questa altezza qua. A dove? Qua, all'altezza della testa. A dove? E se non dai la coppa che la sei, come faccio a fartelo vedere? Sto chiamando a Sonata, addolorata. A dove? Un diminutivo addolorata. A dove? Addolorata! Eccomi qua. Mamma mia, e tanto ci voleva per avere un po' di suo copirino. Pare che sta a Capocabana. Ma io stavo mettendo a posto un po' la canonica perché quello ha chiamato madre Badessa che tra poco torna da quel signore dell'ascito, quello quando muore ci lascia tutta l'eredità e allora non volevo far trovare niente in disordine. Brava, brava. Voglio, a me si mi rende un po' di tempo, io solo la faccio dalla Bizzocca Ipanema. Senta, fammi una cortesia, va. Io ci mise un quartiere fuori il cancello del cimitero. Oggi ho chiuso per lutto. Oh, scienziato. Vado là, va, prima che succeda qualcosa. Va, fammi Vado piacere. subito, vado subito. Ma quella è mia sorella. È bello lei, Allora, come chiudo sta fossa? Fammi vedere un po' che hai combinato, va. Mannaggia, mannaggia. E t'avevo detto, t'avevo pregato, lì la fanno proprio più stretta. Ma già così è stretto lei. No signore, deve essere più stretta e più lunga e poi la fa due curve, una grande a sinistra e una piccola a destra, come una S. Ma l'ho fatto. Senti Raffaele, tu ti devi mettere in testa che questa qua deve essere la tana dove il pitone ha di fare un letargo per tutto il tempo. Ma tu sai quanto duri il letargo di un pitone? No. Mesi. Allora ma dice per quale motivo questa povera bestia deve stare così male, deve soffrire. Poi quando si sveglia che c'ha? Il torcicollo, la cervicale, le fai venire legna del disco a chi lo vuole. Ma tu non un disco? No, dai, non DVD, dai. DVD. Mo lo amo tutte cose a mezzo, prima che vengono i capi pezzi, amo. Raffaele! Vediamo, che qui. Raffaele! Raffaele! Ah, Raffaele, stai qua! Buongiorno, sorella, buongiorno. Vedo che stai lavorando pure tu. No, no, è che io sono venuto qua a fare un po' compagnia a Raffaele che sta facendo un lavoro qua.
E fa caldo. Ma voi siete venuti prima del tempo? Mezz'ora fa il cavaliere Capece Capello, che il Signore l'abbia in gloria, se n'è volato in cielo. Come ha fatto presto, 2 giorni d'agonia e si è tolto il pensiero. Ma mo ci ha lasciato rendite, denari, possedimenti, possiamo campare 100 anni ancora. Per l'anima del cavaliere Capece Capello, che morente senza sciato inganno, rego materno, le borse, sperpero, sciatti in pace. Amen. Presto. Presto, 97 anni. Prego e pace all'anima sua. Ma voi che stavate lavorando? Io no, è che siccome Anna Rosa... Ma che è sta fossa tutta storta? No, è che... Sta addolorata. È storta. Addolorata? Che ha detto addolorata? No, ma io posso soltanto una cosa, che siccome le sorelle qua giustamente lo sapevano già che quello era morto. Io mi sono un po' anticipato sul lavoro, Ma non è questo il problema. Il cavaliere già aveva provveduto a comprare il loculo per la sua tumulazione. Ma fammi vedere questa foto. Tu non devi prendere queste iniziative. E questa fosse tutta storta. Hai visto che è storta? Non capisci niente, tu è storta. È vero che il cavaliere si era fatto tutto scartellato, però il Signore ci ha detto che nel momento del trapasso tutti i dolori volano via e il nostro corpo torna giovane e forte al cospetto divino. Amen. No, è che con questo caldo, il sudore davanti agli occhi, esce scavando, è venuto un poco con le curve. È tutta storta, ma che ci mettiamo dentro? Senti, Raffaele, qua dobbiamo parlare chiaro. Se tu non hai voglia di fare questo lavoro perché a te non ti piace, perché non c'hai voglia, tu basta che me lo dici, perché problemi non ce ne sono, perché cagoppa. Ma non posso schiatta morta, la gente farebbe carte false. Ma Badessa, non è per questo, è che questa fossa... Questa fossa, che ce ne facevi di quella fossa? Non lo so, no, quella fossa... Sorelle, vi prego, non me la pigliate con lui. La colpa è solo mia, io vi devo dire tutta la verità. No, per Silvio! Sì, state zitti, fammi parlare. Fammi fare, le sorelle capiranno e sapranno perdonare. Per Silvio, non... Sì. A me, ho detto io a lui di fare quella fossa così stretta e così piccola perché serve a me, serve una persona a cui io tengo tantissimo. Non capisco. Io là dentro ci devo mettere Gennarino II. E chi è questo Gennarino? Un pitone. Aiuto! Oh Gesù! Giuseppe, Sant'Anna e Maria! Squadriamolo e vinciti! Il bocco di Camarone a fianco mio! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria! Squadriamolo e vinciti! Sorelle, ma che avete capito? Io sto parlando di mio cugino, Gennarino II, dagli amici chiamato Pitone. Cugino, io non tengo più sangue nelle lenti. E io mi vedevo un pitone lungo, che mi s'addorciliava tutto addosso a me. Sorelle, voi dovete capire, quello poveraccio ha fatto una fine terribile, agghiacciante. Quello già da piccolo era lungo, secco, non riusciva a stare in piedi dritto. Ci bandallava. Sì, perciò chiamavano Pitone, perché quando camminava andava bravo. Strisciava, poverello. Poi che successe? Che con la malattia addirittura non camminava più. Non camminava più. E poi era diventato ancora più lungo. Sicca. I capelli secchi, la pelle secca. Squamava. Ma comunque che la fossa è troppo stretta. Ma no, guardate che quello un giorno lui si sentiva un poco meglio, allora decise
di andare in bagno da solo. Si sedette sopra la tazza. Blu 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 blu. Se ne scendete mettendo tu! No, sì. E non lo trovavamo. Io sono sicuro che quello in punto della caduta cercò con tutte le sue forze di allungare un braccio per pigliare la catenella. E quello ci stava solamente il pulsante. E rimase incastrato dentro al tubo. E in questo fu particolarmente sfortunato. E non lo trovavamo più. Ma è sparito, smaterializzato. Qualcuno ha detto che si era allontanato per morire in solitudine. Fanno certi animali nella foresta. Arriva da Pierangelo. Bravo. Poi un bel giorno s'applauò cesso, si otturò il bagno. E scoprimmo la tragedia, una morte in merda. Scusa il termine. Quando ci E vabbè, persino su forza e coraggio, che il Signore sicuramente lo ripagherà di tante sofferenze. Speriamo. Quell'anima di Gennarino secondo, che murette senza ciatere in ducesse, repa materno, reposo, sperpeto, schiatti in bacio. Amen. Dovete sapere, figlioli, che la morte in fondo non è che un lungo sonno, dal quale un giorno tutti ci risveglieremo al cospetto divino. E anche per Gennarino sarà la stessa cosa. Diciamo come una specie di letargo? Bravo, proprio un letargo. Allora possiamo dire che quella più che una tomba è una tana. Bravo. Però, una cosa che non capisco. Ma perché volete seppellire qua? Perché? Perché? Ci stanno posto. Perché dovete sapere che in questo momento a Napoli non ci stanno posti neppure nel Camposanto. Ci sono le crisi degli alloggi. Figuratevi che a Poggio Reale, tra il carcere e il Camposanto, non si trova più un buco. Certe volte di notte pigliano la cassolella che qua tosta. E li mettono dentro un'altra fossa. Madonna. Quindi ci vuotano le tombe vecchie per mettere i nuovi arrivi. Ma non è possibile. Sorelle, quello è tutto un business, milioni di euro che vanno e vengono, un commercio strabiliante di ossa, tesci, femori. Falanghe, falanghine e falanghetti. Bravo. Fanno il vino. Allora, Allora portate una bottiglia di vino. sorelle. Scusate, io stavo mettendo a posto un po' di lumini sopra la scanzia, ma non ci arrivo perché è troppo alto e poi pesano. Non ti preoccupare, ma veniamo con Raffaele ad aiutarti. Tu però intanto dai una mano a tuo marito per la fossa di Gennarino II. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, quando uriamo le vince di i boccoli da stolette, cavaranno a fianco a Che avete detto alle monache del Pitone? Vuol dire quando mai? Addio, vivi addolorata, ma quando tombano? Cucù. Addio, poi diceva a madre Baessa, Babadessa, ho fatto lo pitone. E poi le diceva pure che tengo l'iguana nascosta in da cappella in fondo al viale. Addio. La tua ingenuità, ma fa sangue a me. Allora non gliel'avete detto? Addio, la tua ingenuità di verginella, a me mi manda un calore. Dimmi la verità. Io poi ci dicevo che questa cosa a madre Batessa si scompigliava tutto parapiglio, ti faceva piacere, ti fa piacere di essere come una preda inseguita dal segugio. Tu vuoi sentire il fiato sul collo. Silvia! No, nell'intimità mi chiama Antimo, chiamami Antimo. Antimo, così mi inquieti. Addio. Nell'intimo. Addio, un diminutivo addolorato. Anna Rosa, chiamami Anna Rosa. Anna Rosa. Vorrei l'iguana in da cappella. E si può fa paura, si l'impressiona. Te la faccio passare io la paura, Anna Rosa. No. È peccato. No, signore, non è peccato.
Sì, è peccato, è peccato. Annero, non è peccato. Ah, è peccato che non l'ho già fatto prima. Già, Mi sono ricordata che cosa ti dovevo dire. Io quando passo per il vialetto, proprio all'altezza della Cappella dei Felici, ma là si sente una puzza così forte che non si resiste. E quella è l'iguana. L'iguana? L'ho detto l'iguana. Ho detto l'iguana. Ma voi avete detto che sentite una puzza in fondo al viale da quella cappella tutta abbandonata. Sì, dalla Cappella dei Felici. E quella è l'iguana sopra il tetto. Ah, ma vuoi dire la guaina? E io che ho detto? No, non è uguale. La guaina è grigia e l'iguana è verde. Vabbè, voi avete detto che quella copertura si è fatta vecchia. Si infiltra l'acqua, si ammuffa tutte cose e si sente la puzza. Si è marcito tutto. Vado a dare un'occhiata. Appena hai tempo vai a dare Aspetta, un'occhiata, Raffaele, ti devo chiedere un altro piacere. Padre Batessi, io 2 mani tengo. No, non è niente di faticoso. Dovresti parlare un poco con tua moglie. E lo dite voi che non è faticoso. Lo so che non è faticoso. Tu lo sai, quando siete arrivati qua, la povera Sofia ha avuto quel brutto momento di depressione. Io le sono stata vicino, le ho parlato e l'ho consigliata di reagire e darsi da fare, di trovarsi un lavoretto per arrangiarsi un poco. E così lei piano piano mi ha raccontato di quando stava a Napoli, che aveva quella sua piccola attività di marketing. Ma che era questo marketing? Ma che era un'agenzia di pubblicità? No, è quelle polpo burger. Che cosa? Marketing strategico. Vabbè, comunque ultimamente la vedo che sta meglio, è più reattiva, stamattina si sveglia presto. Però tu l'essenziale che dici a Sofia di non esagerare e di essere sempre confacente al luogo dove ci troviamo. Padre Batessi, non vi dovete preoccupare. Le strategie di marketing di Sofia si basano sempre su un'analisi approfondita del luogo dove ci troviamo. Raffaele, tu basta che dici a Sofia, prima cosa, che mica stiamo rindando un camposanto, e secondo, importantissimo, noi qua ci dobbiamo stare attenti, capisci a me? Perché noi meridionali qua sopra non siamo ben visti. Sofia, casa, maglia non si muore. È morta tua zia, è fatta una bella pizza tu Sofia. Sofì! Tua suocera è dipartita, è fatta una bella margarita. A tu Sofia, casa, maglia non si muore. Attenga camera. Figlia mia bella. Ah, tenga camera, gli aggerit, pizza caricotta, zeppole fritte e panzarotta. Avete visto, sorelle? Ho fatto come mi avete detto voi. Ma io mica ti ho detto, state ferma con queste Dammela sfaccimme fa. No, fate con comodo, sorelle, diciamo la verità, qua dentro è fatto tutto troppo ammortorio. Ma quello è un cimitero. Sì, ho capito, però non è come da noi, che un poco si piange, ma nato un poco pure si ride pensando a qualche cosa buona della buonanima. E perciò io mi sono pensata questa cosa, tanti regalini a tema cimitero, a chi si accatta la pizza. Avete visto? Guardate qua, questi qua per esempio, questi qua sembrano dei lumini, ma io dentro ci ho fatto mettere tanti di quei bengala coreani che quando la appicciate si forma una fontana di stellatelle colorate che sale fino al cielo e scende sul dolore degli affranti. Sorelle, qua che feste di piedi grotto, qua il 2 novembre, sapete che facciamo? E poi guardate qua, questi sono tanti scheletrini, vedete, guardate quanto sono belle, sono tutti portachiavi, e poi guardate qua, queste sciarpatelle le ho fatte pitturare io stesso. Chi muore tace, chi vive si dà pace. Sorelle, le ho fatto fare rosa perché secondo me il rosa sul nero a lutto c'è sta la bellezza. Guardate che viola. Guarda. Sofia, tutta questa roba deve sparire. Mica ti devi ricordare che mica stiamo rindando un Camposanta. Pensa di sta allo stadio San Paolo. Vabbè, però mica si è messa a vendere i biglietti falsi per l'assegnazione dei loculi. Ma insomma, come ve lo devo dire? Tutta questa roba deve sparire. Tutto. No, ma non tutto. Perché qua non siamo più a Napoli. Tutto questo folklore qua non va bene. Ma che è sta cosa?
cosa? Sofia, ma sei pazza? Lo zucchero attira le formicole. Qua riempiamo tutto il cimitero e non ne usciamo più. Ah sì, e Sofia. questo qua, Oh, sì. zucchero. È lo zucchero per le zeppole, vedete, si mette sopra le zeppole. Scusate, sorelle, non lo faccio più. Scusate. Sofia, mi raccomando, con moderazione si fanno le cose. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, squaglioriamo le picce qui, i cocchi di castoliere, e la Madonna a fianco lì. Scusate, sorelle, scusate, non lo faccio più, scusate. Lo fatto che i napoletani quando vanno al nord diventano tutti precisi, tutti educati, non mi scende proprio giù. Stammi sentendo, anche hanno ragione loro, va Ma bene? quando mai? Io come al solito esagerato. Quando mai tutta sto avversione al folklore, alla pizza? Ora si scopre sono pure tifosi dell'Atalanta. Ma no, Gesù, tengono ragione loro, io come al solito esagerato, tu però neanche mi chiedi niente, ovvero? E che ti devo chiedere? Di tutta questa roba qua, tu non mi chiedi niente. Ho detto che è lo zucchero per le zeppole. A chi dopo 30 anni che stiamo insieme, io ancora non ho capito se tu sei fesso o ci fai festa a tutto quanto. Tutta questa roba qua, la vedi? Tutta questa roba qua, me la sono fatta venire direttamente da Napoli, da Antimo. Antimo? Sì, signor Antimo, ho chiesto aiuto a lui, perché il prezzo mi ha fatto un prezzo buono e poi quello conosce a tutti quanti, napolitano, cinese, marocchino. Ma mi potevo mai immaginare che... Immaginare che? Stammi bene a sentire. Io qualche volta forte ho fatto qualche cosa di cui non vado fiero. Qualche volta per necessità sono sceso pure a compromesso con la mia coscienza, ma con la mia dignità mai, hai capito? Io certe cose non ne faccio. E siete tutto quanto tale e quale, tutto quanto a dire le stesse cose. Prima cercate la protezione, il lavoro, l'aiuto, poi quando mi viene in crisi di coscienza, questo sì, quest'altro no. Ne tiene buono in capo. Quando si è fatto, tanto si è venuto l'animo diavolo, o un po' cavoto, tutto insieme, un rap te va papà. Io a te non mi è venuto rieste niente, capito? Non mi è venuto niente? Niente. E niente, sono venuto a cercare. Ma Maurizio che è la bustina bianca per l'iguana. Per l'iguana? E che te credevi, che erano? Questi sono estratti di topi liofilizzati. Topi liofilizzati? Carmelina prima è una pazza. Questi vengono direttamente da Napoli. Sono pieni di grazie e proteine. Schifezze. Mo, fatemene andare, va, che Carmelina si muore di fame. Poi, mi raccomando, quando si figlio, mo che torno, una bella pizzicicca e ricotta, ma la mangi proprio volentieri. Topi liofilizzati. Noi chissà che pensavamo. Tutto è bene, quello che finisce bene. Aghi, ma che cosa finisce bene? Tra me e te sempre cose storte. Ma quello l'ispettrice le ha detto che questa era una situazione provvisoria e che poi... Ma poi che cosa? Aghi, è da quando ci conosciamo che diciamo che poi andrà meglio, se non è oggi e domani, che poi le cose si aggiusteranno. Ma Brigida, io... Basta, Aghi. Senti, diciamo che ci abbiamo voluto credere tutte e due. A te ti piaceva piacere farmelo credere e a me mi faceva piacere ci credere. Aghi, quando sei giovane tu non fai castelli in aria, ma tu trasformi le baracche in castelli in aria. E ci credi perché sognare è più bello che campare. Ma poi viene il momento che tutto questo non ti basta più. E poi ti svegli dal sogno. E ti accorgi che le baracche sono rimaste baracche e tutto quello che ti eri sognato non è arrivato mai. Basta, io non ce la faccio, che io sono fatta vecchia presso a te. Io voglio fare... Non mi possono più bastare le passeggiate mano nella mano a vedere il sole che tramonta, le merende a pane e puparuolo, oppure vedere i pescatori che tirano il rezzo a mare, oppure andare al Sorrento con la circumvesuviana, andando scappando dal controllore perché non tenimmo biglietto. Basta, io voglio fare una vita normale come tutte le altre donne, io voglio fare la vita in società, io sabato pomeriggio voglio rinchiudere con me.
Dove vuoi andare? Voglio andare dentro ai centri commerciali come tutte le ferme. Mi voglio appiccicare pure io per un posto nei parcheggi sotterranei. Io pure ti voglio chiamare sopra al telefonino perché ci siamo persi in mezzo alla gente. A chi? Dove stai? Io sto al reparto cucine, io sto alle cucine componibili. Dove ci vediamo? Agli arredi da giardino o alle lampade alogene. Questo voglio fare. E poi mi voglio cappottare con 1000 buste, pacche e paccatielle per tutte le scale mobili del mondo. E poi voglio i Toffen, va bene? I Toffen. E che sono i Toffen? I Toffen sono dei dolci che vendono all'Ikea. Fanno schifo, lo so, e io li voglio lo stesso. Ma tu lo sai come sono fatti sti Toffen? Sì, signore, sono fatte una schifezza a sesame e pungitopo. Pungitopo? Perché un pungitopo? Creo pungitopo. Che cos'è il pungitopo? Il pungitopo è una pianta che all'Ikea ci fanno pure i zerbini, capito? I zerbini? I tappatini per fare? Sì, signore, io nella vita mia non mi sono mai potuto comprare uno zerbino, capito? Ma non entriamo nella porta, ci accattavo uno zerbino. Ma un bicchiere colorato e oro, una lampada... Fatti le lampadine, 3 mazzi di rose e la ristetta. Una lampada fatta di carta, mai nella vita mia mi sono potuta comprare una lampada fatta di carta, un bicchiere ricamato e oro. Ma è vita questa, è vita senza manco un fotente e pungitopo. No, questa è una vita e merda. Raffaele! Oh, ispettrice! Ma quale ispettrice? Dottoressa Mina Novembre, assistente sociale. E lui è Mimmo Gallinella. Dobbiamo passare inosservati. Ispettrice, ma qua non ci sente nessuno, i morti sono morti. No. Qua la prudenza non è mai troppo. A me non mi fa meraviglia. Se qualche bala si scoperchia, esce qualcuno da là dentro e facciamo trillere Michael Jackson. Ah, ispettrice, qua non ci pensa nessuno. Cominciando da voi che ci avete abbandonato un mese fa qua dentro. E che se sapevo tutto questo, forse... Forse che cosa? E che forse non facevo tutta sta sceneggiata, tutta sta recita. Signor Lochiummo, quale sceneggiata, quale recita? Ma scava fosse qua dentro per un mese intero. Ma no, io non ce la faccio proprio più. E noi che siamo venuti a fare? Che siete venuti a fare? La vostra sistemazione è pronta! Magazziniere in un centro commerciale a Cerrusco sul Naviglio! Un centro commerciale! Un centro commerciale! Ma lo sapete che cosa sono? Sono quei grandi supermercati dove si vende uno di tutto! La vita fa solo segnare la croce prima di venire. Ma no, un centro commerciale, non basta ringraziare. Calmatevi. Ma quella è l'emozione, l'entusiasmo. Ma no, un centro commerciale, gli scale mobili che salgono, le scale che scendono, i carrelli avanti, i carrelli indietro. No, signora Achille Lochiummo è attesa in casa 4. Ma guarda che lo chiudo! Raffaele Esposito! Dindone, signor Raffaele Esposito, atteso in casa 8. Ma non in un centro commerciale. Ma non mi fa proprio piacere che ti vostro gradimento. Ah, il massimo, aspetti. Aspetta, fate una domanda. Sì. Ma voi sapete se in questo centro commerciale ci stanno i mustaccioli a pungitopo? Mustaccioli a pungitopo! Io non so come sono, però dicono che sono saporiti assai. Ma molto saporiti. Molto? Sì. Una chiave, pure Carmelina prima li schifava. Sono meglio dopo liofilizzati. Dottoressa Novembre, signor Gallina, è proprio il caso di dire chi non muore si rivede, Buongiorno, signor Antimo. Pier Silvio. No, abbiamo controllato, non c'è nessuno. No, lui dopo un mese gli piace più assai Pier Silvio. E mi sono abituato, sì. Un mese qua dentro. Però, cara dottoressa, ogni pazienza ha un limite. Gli vado a fare quel servizio. Vai a fare un momento che lo servizio là che ti ha diritto prima. Voi, dottoressa, io mi sono stancato, io non ce la faccio più, io me ne voglio da questo cimitero. Che è successo? È calmato. Ma che mi devo calmare? Che mo si è mise pure la sorella che si è attaccata come una sanguetta. Ma chi? Anna Rosa? Anna Rosa la pizzocca. Per un po' di sentimenti che il ristorante non ci lasceremo più, amore mio, staremo sempre insieme, mi si avvinta come leve. Babbo, per un po' di sentimento. Un sentimento? Come fa quella canzone? Quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Ecco, bravo, ricordate avere questa parola, pentimento.
Dottore, se non mi date subito la destinazione in Brasile che mi avete promesso, io mi scordo di tutte cose. Mi pento del pentimento e vi potete scordare tutti i memoriali, i rapporti, le confessioni che vi avevo promesso. E abbiate pazienza. Calmatevi, non vi preoccupate. Ma che mi già calmare? Che mi già calmare? Tengo il cafardigna che mi sta aspettando. Con 7-8 compagni di storia, con certi tanchi intramuscolari che facessero risuscitare pure un covo del capecio in da cappella. Ma perde tempo a prestare la bizzochina. Chi? La bizzochina, una rosa la bizzochina. Che prima solo si t'abbraccia. E poi ogni 2 o 3 si presenta con rosario in mano. Pentiamoci dei nostri peccati. Chiediamo perdono al Signore per i peccati della carne. Non ce la faccio, giù. Vabbè, calmatevi, Ma che basta. mangiare calmai a notte, tengo gli cubi. La sistemazione in Brasile è fatta e voi non mi fate neanche E parlare. voi non me lo dite. Credo. Noi siamo venuti proprio per dirvi questo e non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. E poi, a furia di starci assieme, avete preso lo stesso brutto vizio di Anna Rosa. Dottore, a voi vanno a fare commissario capo, prefetto, pure se siete una femmina, va. Però fatemi la cortesia, non me la date più. Io mi penso più a sé che pochi sentimenti per me cose che ha già avuto con Anna Rosa, che tutti i 223 omicidi che ho commesso. E abbiate pazienza. Oh solo mia, sta pronta a te. Achille! È così. E tu che ci fai qua? Io sono venuto qui a trovare una mia vecchia zia che mi aveva cresciuto quando era piccolo, poi si era trasferito qua sopra ed è venuto a mancare. Ma tu piuttosto che ci fai qua? Sei sparito, nessuno sa più niente. È che mi sono successe tante di quelle cose, tanti di quei fatti che non so nemmeno io da dove devo cominciare. E da dove ho cominciato? Dall'inizio, no? E c'hai ragione, dalla sorgente di questo fiume in piena che mi ha travolto. Tu l'hai detto a chi? Che non mi vuoi dire niente? Ti vuoi tenere tutto dentro? Ti vuoi tenere tutto il peso di questo segreto, questo macigno dentro di te? So tutto a chi? E che sei, così? Tutto. Troppe stranezze, troppe coincidenze tutte assieme. La notizia del pentimento clamoroso di Antimo Ciummo sta sopra tutti i giornali e tutte le televisioni. Tu e Brigida che bella e buona ve ne scappate senza dare notizia nel nulla. E l'hanno andata all'anagrafe proprio il giorno prima. Ma così, io non potevo parlare, non potevo dire niente, quella ispettrice è stata categorica. Hai approfittato di quell'impiegato che se n'è andato a prendere il caffè. Hai falsificato quel nome di tuo nonno, che dallo Chiumbo è diventato lo Ciummo, bravo Achille, bravo. Nessuno ha visto niente, nessuno sapeva niente, Ma così, ma io ero disperato, ma era vita quello che faceva a Napoli. Era vita sta nascosto sotto una galleria, cercando di prendere un po' di esistenza onesta, ma era vita quella. E non faceva male a nessuno. Antimo non aveva più parenti che potevano soffrire del programma di protezione. A chi facevo male? E guarda dove sono andato a finire, guarda. Camposantieri in questo bel cimitero abbandonato da Dio e dagli uomini. Lo volevo sistemare, lo volevo. È il posto di magazziniera al centro commerciale? La bella casetta a Cernuscoli sul Naviglio? Ti aspettano, ma non ti aspettano. Ma così, ma tu da me che vai trovando? Brigida. Sì, a me Brigida è sempre piaciuta assai. Forse tu non lo sai. No, io l'ho sempre saputo, come ho sempre saputo che però Brigida ha voluto bene solo a me. E questo lo devo ammettere pure io. Però anche tu devi ammettere che lei si è scocciata di fare questa vita appresso a te, Ma adesso è finita, no, questo dipende da te. Se tu fai venire via Brigida con me, io mi sto zitto, non dico nulla. Tu ti prendi quel bel posto di magazziniera a Cerrusco sul Naviglio. E Brigida ce ne torniamo a Napoli.
e da quel bel posto al Colle Center che le avevo messo. È un gesto affettuoso oggi, un gesto affettuoso domani. Ma se tu non sei d'accordo, no? Allora le cose cambiano. Mi costringi a parlare, a dire le cose come stanno, che sei un poco un brilloncello, che la protezione non ti spetta. Uè, ma ti conviene a chi? Così perde Filippo Panaro, perché tu a Napoli senza la protezione che fai? E Brigida appresso a te si mette a fare la polpetta che coscia fuori. Sentimi buona chi? Io fra poco torno e mi fai sapere che cosa hai deciso di fare, State buono. Ma cosa lei quel visino piccino piccino, ma cosa lei? Ma che è Brigida? Ma cosa lei quel velo di tristezza su questo visino? E non lo voglio mica vedere, ti capisci? Non capisco niente, dai scappato. Ma no, ho parlato con l'ispettrice Cernusco sul naviglio, ma tu ti rendi conto? È una cosa meravigliosa, mi sto imparando la lingua, così ci abituiamo presto presto senza dare nell'occhio. Maronna, chi mi pare un suono, mi pare. Non mi pare un incubo. Ma tu ci pensi? Ha detto che è un centro commerciale è mega galattico, ci stanno tutte cose, ci stanno negozi a pret-à-porter, negozi a parrucchiere, a pizzerie, a pezzi di macchinaggio, sì, tutte quante. E poi a chi la casa? La casa la voglio tutta quanta minimal chic, tutta quanta modernissima, facciamo abbattere tutte quante le pareti e facciamo un unico ambiente, tutto quanto bello. E che facciamo? Una nota a baracca? No, facciamo Oloft, perché all'America tutte le belle attrici tengono Oloft e lo voglio pure io, un Oloft bellissimo. E poi guarda, niente lampadari perché sono cafoni, ma solo candele e lampade di carta. Poi alle pareti niente quadri perché i quadri sono cafoni, ma mettiamo solo mensole di legno. Naturale? Naturale, sì, naturale. Lo stile lo stesso? Sì, poi andiamo all'Ikea e ci compriamo tanti barattoli di vetro. Dentro i barattoli di vetro ci mettiamo i petali di rosa, ci mettiamo la sabbia e ci li riempiamo di toffene. Voglio una casa piena di toffene. Noi ci mettiamo pure i chiodi arrugginiti. Guarda, se ti fa piacere, pure io da arrugginiti. Ecco qua. Poi senti, e visto che siamo all'Ikea, dobbiamo comprare i piatti quadrati. Per forza quadrati, mi piace con i cartoni di pizza. Sì, poi dopo, e poi che te lo dico a fare? Mi devo comprare la più grande collezione di zerbini. A chi? Me ne voglio cambiare 2 al giorno. Come casatine. Sì, e poi li voglio con tutte quante le scritte. Buongiorno, buonasera, buon Natale, buona Salve. Salve, buon compleanno, sì signore. E poi voglio di tutte quante le forme. Quadrate, rettangolare, a stella, a strisce. A te che forma ti piace? La formina di capo. Ma no, a chi, ma tu devi essere felice perché tu ti rendi conto, è il nostro sogno che si realizza e poi non ci portiamo più neanche Anna Rosa perché quella ha detto che vuole rimanere a fare la perpetua qua dentro a vita. A chi? Mo ce vuole che lei qua dentro ha trovato la morte sua, Hai detto bene prima, Brigida. Il sogno che si realizza. Sì. Io non sono mai l'uomo che realizza i tuoi sogni, io sarò sempre l'uomo che ti fa svegliare dal sonno. Ma che paricenne, su, stavo pazziando. Brigida, è finito tutto. Ma che cosa? Tutta questa bella ambaradam che mi hai inventato, non è vero niente. Come no? Non è vero che mio nonno si chiamava Lo Ciummo, come non è vero che siamo parenti ad Antimo. E non è vero nemmeno che abbiamo diritto al programma di protezione. No. E non è vero nemmeno il posto al centro commerciale. E l'offo da Cernusco sul naviglio. Mi ha inventato tutta sta ammuina perché pensavo che per fare una vita onesta si bastava imparentarsi con un delinquente. Ma la cosa più importante è che l'ho fatto per te perché ho capito che ti stavo perdendo. Ma no, che non sto capendo niente. E c'è poco da capire, ti ho raccontato tutto. Anzi, non ti ho detto la cosa più importante. Agostino ha scoperto l'imbroglio. Ma Agostino chi? Agostino chi è Napoli? Agostino, sì. Agostino ha minacciato di raccontare tutto all'ispettrice se non ti lascio andare a Napoli con lui. Ha detto che se ti lascio andare a Napoli con lui, tu prendi il posto al call center e io il posto al centro commerciale. Brava. E tu che hai pensato di fare? E che ho pensato che fare? Ho già mandato tutta sta cosa, ma non è servita a niente. Ma come non è servita a niente? A chi tu l'hai fatto per me? È servito. E tanto basta. Ma sì signore, che ce ne importa? Ce ne torniamo a Napoli un'altra volta, va bene? E tu te ne vai un'altra volta dentro al cantiere e ti metti a lavorare al cantiere. Ma io non posso lavorare al cantiere. E allora
allora ci penso io. Mi metto a fare la polpetta un'altra volta. Io faccio panzerotto. Scusa una cosa, chiediamo aiuto a chi? A Antimo. Ma tu sei pazzo. Ma scusa, a te mo ti fa strano chiedere aiuto a Antimo, te lo sei preso come parente, mo ti fa strano. Ma parente è più grave che amico. Ah, non sta scritto, sto fatto. E poi senti, noi gli chiediamo solo di mettergli un po' paura, di minacciarlo. E facciamo mica morriste pure noi. Sta mezzina perché lui a noi che cosa ci sta facendo? Sì, però se mettiamo in mezzo ad Antimo. Sentimi bene, se mettiamo in mezzo ad Antimo, se ci va bene, ci va bene. Se ci va male, ci chiediamo il programma di protezione, sempre bene stiamo. Bravo! Ma non sempre che si sta qua. Questi sono ragionamenti. Ma chi se esce fresca? Io tengo i cimici per tutto il cimitero, ogni tanto ci sta una microspia e ti pare che non mi organizzavo un bel servizio di sicurezza. Perciò mi facevo capace. Capite perché? Allora, che avete deciso? Che volete fare con chi sto niente? Questo delinquente? In che senso? O si cede al ricatto o si uccide il ricattatore. No. No, questo chi l'ha detto? A cominciare a legge mia, che è la legge mia, o a nostra. Veramente noi non è che volevamo dire proprio questo. Ma cominciamo un'altra volta, questo sì, questo no. Voglio qua il corpo deve sparire. Il corpo? No. E non possiamo mica lasciare tracce. Volevamo squagliare, facciamo tutte le rocce nel lumino. No. E allora lo squartiamo, facciamo pezzi e lo mettiamo in tutte le tombe del cimitero. No, sparpagliato. No. E allora ci volevamo a mangiare a gennarina, che peccato che all'iguana non le piace la carne umana, sennò lo utilizziamo pure questo. Forse c'è stato un equivoco. Non ci siamo spiegati bene. No. So io che non mi sono spiegato buono. Voglio, per me un bianco è bianco, un nero è nero, non esiste un grigio. Ma anche bianco sporco? Niente! Il grigio chiaro. Voglio, lasciate stare queste cose che non fa per voi. Tornate a venire a Napoli, grazie a Dio, e dimenticate di questo fetente. Ma come ce ne torniamo a Napoli? Che andiamo a fare a Napoli? Ma tu non volevi lavorare in un colo senterra? E mi piacesse. E a Napoli ne tengo una decina. Se tu sceglieti il cantiere dove vuoi andare a lavorare, fammi sapere se vuoi fare il guardiano notturno, l'operaio, l'ingegnere. L'ingegnere, facesse l'ingegnere. Ci fa un vuoto stomaco, chiama, va. Se poi invece vi piacciono di più i centri commerciali, Assai. fatemelo sapere. Assai, mi piace I centri assai. commerciali. 2, 3, 4, 5. 5 centri commerciali? 5 centri commerciali solamente non sono i miei. Madonna mia. Madonna, mi sento male. Voglio, io ti vengo a Napoli, grazie a Dio. Noi ci incontriamo un'altra volta a Toledo, a Duparrucciano. Sì. Antimo, ma tu da noi che vai trovando? Tua sorella. Portatella, non la voglio vedere giù! E state tranquilli! E che cazzo! Scusate! Dobbiamo parlarvi 5 minuti. Anche noi vi dobbiamo dire una cosa importante. Anche noi vi dobbiamo dire una cosa importante e non vi farà neanche tanto piacere. Abbiamo ricevuto dal nostro superiore una nuova comunicazione. C'è un controordine. Il programma di protezione si interrompe per carenza di fondi. Sì, ma noi vi dobbiamo e quindi salta tutto. Dovrete rimanere in questo cimitero a tempo indeterminato. Ma noi dobbiamo dire una Signora cosa. Achille, non ci create problemi pure voi, che ancora dobbiamo trovare il coraggio di dire ad Antimo che si deve dimenticare del Brasile. Aspita. No, però. E quello se lo sente, se lo viene a sapere. Come? Ma già studiato Brasile. E che te ne perché pubblicavo? Mamma mia! E resti solo in sto Camposanto. Ma che solo e solo? Voi qua dentro restate insieme ai vostri parenti. Noi questo volevamo dire, forse c'è stato un equivoco, forse non ci siamo spiegati bene. Noi non siamo mai stati parenti ad Antimo. No. Ispettrice, noi ce ne torniamo a Napoli. Un'altra volta, sì, al cantiere, andiamo a Napoli un'altra volta, siamo proprio felicissimi. Noi siamo parenti di Antimo lo Sciumma. Pier Silvio, io sono incinta. Oh mamma mia! A chi assoro te la cire? Basta che però dopo te ne trovi pentita. La valigia sul letto, quella è un lungo viaggio
senza dirmi niente hai trovato il coraggio. Quello voglio finirlo di essere bella, ma quando ti andavi sei ancora più bella. E così sul tuo piede sarei divinato. Avermi lasciato, mi lasciavo sbagliato. Quando l'uomo tradisce a metà, per 5 minuti e non eri più qua. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Mi sembra un po' caro, più presto che adesso non è più. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, con quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Grazie a tutti, vado a presentarvi la compagnia Carmela Carino. Marilena Autuora. Vincenzo Pisano. Pia Consolino. Romeo Nicola. Ugo De Chiara. Anna Mele. Giovanni Caruana. E tutti si furono la nostra regista e attrice Yolanda Zanfrisa. Grazie a tutti per la presenza. Grazie a tutti, a questo pubblico calorosissimo. Intanto voglio ringraziare tutti i miei collaboratori, Patrizia e Ines Rilievi, Luciano, Teresa, Peppe, il nostro scenografo insieme a Patrizia, Ugo De Chiara. Grazie.